Ormai qui andiamo avanti così da una settimana. Perché io non ho ancora acceso il fuoco. E quindi Peppe ha sempre freddo e deve sempre andare nella maglia. Ogni volta devo aiutarlo a mettersi dentro perché non riesce. Comunque il vento fa fastidio, cioè non so, a me preoccupa molto quando c'è tutto sto vento e ormai c'è da giorni. Devo togliere anche i tulipani lì, decisamente è ora di toglierli, sono troppo colorati, mi danno fastidio. Sto facendo colazione, sì, è il 15 settembre, 11:30 e faccio colazione. Ho registrato il video per domani, anche se non è il massimo come video, pensavo venisse molto meglio. Non me lo sono preparato come l'anno scorso, quindi è venuto tutto così improvvisato. Per la cronaca, ieri ho iniziato a fare un piccolo cambio di stagione, perché qui comunque fa fresco. Oggi mi sa che inizierò a fare fuoco. Ho aggiunto qualche maglione, ho tolto le cose estive, ho tenuto fuori solo dei pantaloncini, quelli che uso sempre, quelli da casa proprio, quelli corti ma da casa. Ho tenuto dei vestitini, quelli col gonnellone lungo, ne ho tenuto uno con la gonna un po' più corta, che non ho mai indossato e quindi ho detto beh, lo tengo fuori. E peraltro ho tenuto poco e niente perché sinceramente è tutta roba che uso solo in estate. Devo andare in orto a vedere le baby angurie. Qui c'è questa zucchina tonda e ce ne sono anche altre, ma non credo riusciranno a crescere. Poi ho raccolto questa. Qui i cavoli si stanno iniziando a chiudere finalmente. Che meraviglia! Che meraviglia! La pianta dell'anguria, però secondo me è ancora verde, quindi la lascio ancora. Le lascio ancora. Sia questa che le altre le lascio ancora a terra. Almeno una zucchina ce l'ho. Fuoco acceso e io però qua nel frattempo ho la roba stesa. Guardate quante mollette ho messo. Col vento che tira. È un po' colorato il cielo. Oh, anche di là che colori strani. E vediamo quanti gradi sono. Qui è tutto un casino, ma con sto vento 11 gradi. È proprio autunno, ragazzi, è proprio autunno. E la marina militare che porta cibo al lavoro. Scopriamo insieme un secondo che cosa c'è dentro. Oh, wow. Ho un certo languorino. Vi faccio vedere il mio gatto fiorellino autunnale. Ciao. Mamma come sei carino. Allora, tentativo di registrazione in macchina. Ho comprato un portatelefono che secondo me però non va assolutamente bene, perché non tiene un cavolo, non sta fermo e c'è il rischio che mi cada. In ogni caso oggi è il 24 di settembre, sto andando a casa, sono le 14:31, ho finito di lavorare, sono dovuta rimanere lì per fare la roba e quindi è tardi anche oggi perché ultimamente mi devo fermare almeno 1 o 2 volte a settimana più dell'orario, che a me non dà fastidio in realtà, però cioè si potrebbe fare tranquillamente a meno, ecco, quello sì. Vedete, si gira, dovrebbe stare così e invece si gira perché non sta fermo e poi vibra tutto e non va bene. No, questo portatelefono non va bene, quindi vi abbandono e spengo tutto perché non posso guidare e avere
avere sto pensiero del telefono che comunque non sta dritto. Vabbè, in faccia il semaforo rosso, quindi ho tempo di sistemarlo. Vabbè, e non posso neanche, messo com'è adesso, non posso neanche farvi vedere la strada perché non è sopra il cruscotto. Vabbè, cioè non sta proprio fermo. Io ho cercato di fissarlo il più possibile dietro, ma non sta. Non sta, è così, vibra, non va bene. Ecco, già verde, neanche sistemato niente, già verde. Vabbè, niente, era un piccolo aggiornamento. Qua stanno lavorando, stanno mettendo in sicurezza tutta la parete, hanno tagliato tanti alberi, avevano appena fatto questo muro qua gli anni scorsi, ci avevano messo una vita a farlo, il muro qua di fianco, e bene, lo stanno ritirando giù. Stanno mettendo in sicurezza perché lì c'è un masso molto grande sopra la statale e c'è sempre stato, ma adesso devono mettere in sicurezza, così c'è sempre stato, non sono mai caduti i sassi. Vabbè, cosa c'è? Vieni, vieni, dai, vieni micio bello, vieni, vieni, certo, oggi è bellissimo. Ciao, sì, ciao. Che belle fusa. Ciao. Fai miau? Ah, bravo. Ciao. Cosa aspetti, la pappa? Arrivo. Dai, vieni. Vieni. Due. Allora, 27 di settembre vi faccio vedere un aggiornamento del raccolto dell'orto, la zucchina tonda che è cresciuta ancora un pochino, quindi poi oggi l'ho raccolta perché la pianta sta morendo, quindi ho detto vabbè, la tiro su, 2 zucchine normali, un cetriolo e le 3 angurie, e boh, sono curiosa di tagliarle. Che poi in questo periodo si era rotta anche la striscia LED e questa è nuova, mi è appena arrivata, l'ho montata l'altro ieri, l'ho installata, perché l'ho presa dallo stesso venditore, quindi teoricamente dovrebbe essere uguale, però il telecomando è cambiato rispetto a quella precedente. Vabbè, comunque è la stessa cosa, va a corrente, non va a pile. Sarebbe comodo averne una anche che va a batterie, perché dovesse mancare la corrente, la comodità di averne una che va normalmente con le batterie classiche, insomma, sarebbe, vabbè. Ma intanto ho questa, insomma. Quindi ho installato quella, sono stata senza per 2 o 3 giorni, non mi ricordo. Mi sono sentita persa senza quella luce, perché la cucina è buia, lo vedete, è veramente buia. Anche accendendo il neon sopra è buia, la luce della cappa non fa luce, quindi la soluzione è avere una striscia LED. Io non so chi non ce l'ha, come faccia a vivere. E lo dico io che sono stata anni senza, anni. Vabbè,
Comunque mi vedete col maglioncino, è nuovo, ne ho preso uno così e uno azzurro, e mi vedete col maglioncino perché la mattina non è che sia proprio così caldo, ma non fa neanche freddissimo in queste ultime mattine. Prima c'erano 23 gradi e adesso è già calata la temperatura, sono 19 più o meno, già calata. Pipo è là sotto, la scatola non l'ho ancora buttata, è ancora lì perché a Pepe piace andare lì e quindi l'ho deciso di tenerla. Vi faccio vedere l'aggiornamento così concludo questo vlog. Allora, aggiornamento qua di fuori, questo è un aggiornamento, ovvero queste piante finte, palesemente finte, ma almeno queste non fanno neanche la muffa, perché comunque sono di plastica, non assorbono acqua, perché d'estate i fiori, allora non sono i fiori finti, quelli che avevo qua non sono di plastica, sono una simil stoffa e quindi comunque assorbono l'acqua e se non si asciugano fanno la muffa. Queste qua invece sono piante finte di plastica e quindi queste sono ancora più comode perché non c'è il rischio di muffa. Ecco, vabbè, basta. Ho messo queste che pendono un po', hanno questi colori un po' più autunnali rispetto ad esempio a queste qua che sono verde acceso, ma ho voluto lasciarli lo stesso. Ma sì. E niente, quindi ho fatto questo cambiamento. Poi c'è questa tovaglia che in realtà è una tovaglia usa e getta, ma io non lo sapevo, non avevo letto quando l'avevo comprata e vabbè, e allora ho deciso di usarla lo stesso. Però è una tovaglia usa e getta, è una di quelle sottilissime, vabbè, non importa, e però è bella perché è effetto legno e ci sta bene. E questa anche è una fodera nuova, impermeabile. Problema, ce n'era solo una disponibile e quindi ne ho solo una, e di qua c'è ancora quella verde che è sporca da lavare, ma non posso fare altrimenti, quindi ne ho solo una. Bene, qui invece ho messo la cover nuova autunnale, vabbè, qui ho messo i fiori nuovi, un po' così, sono meno rosa rispetto a quello che vedete voi, no, forse sono, oddio, sono meno caldi, sono un po' più freddi come colori, vabbè. E altro aggiornamento, abbiamo la scorta di legname perché non si può stare senza qui, il riscaldamento è impensabile accenderlo perché costa una follia, e quindi abbiamo la scorta. Quest'anno mi pare di averne messa anche di più, sì, ne ho messa di più sicuramente perché comunque qua non ci si può sedere e qua si chiude giusto lo scuro, quindi ne ho messa di più, sì, ma ho preferito fare un po' più scorta. Pepe, ciao, questo è il nuovo giochino di Pepe, il nuovo topolino arrabbiato. Questo topolino arrabbiato, sì, questo è arrabbiatissimo con Pepe, vero? Ma adesso non ha voglia di giocare. Io sto continuando a rompermi unghie. No, c'ho l'unghietta rotta, amore, quella proprio. Ah, vabbè. Guarda topolino, guarda qua, guarda topolino. Pepe. Ecco, l'hai buttato per terra. Tieni. Ma i gatti sono così, Puff. Ma dai, Pepe, ma che non devo fare sport, cioè sì, dovrei, ma mica tanta voglia. Bravo, guarda che potenze, Bubi, guarda che potenze. Bravo, ma è stanco. Vabbè, comunque ieri proprio dicevo a mia mamma, c'è chi ha il centrino sul tavolino e io ho un tappeto col gatto e il topo. Comunque, questa stanza è sempre un caos. E avete visto? Non so se era... Che clip era? Boh, di qualche giorno fa. Comunque, cioè per me di qualche giorno fa, che c'è... Io lo chiamo Micio Bello, mia mamma lo chiama Stevie. C'è il gatto che entra in casa. E sì, entra dentro, sta là con noi, ma è sempre che parla, è sempre... Ma, tutto il tempo. Poveretto. Mia mamma gli aveva fatto vedere una volta il divano, adesso sale anche da solo. L'altro giorno
siccome poi il divano è morbido, c'erano ancora gli odori degli altri gatti, si era tuffato dietro al cuscino, poi però il cuscino caduto, lui ha preso una paura, non è abituato a stare in casa, poverino. Comunque ogni tanto entra, insomma. Siccome sono le 16:09, quasi quasi provo a iniziare a montare il mobile che è nella scatola là dietro, che saranno tipo 2 o 3 settimane che è lì e non l'ho ancora, cioè ho tirato fuori 1, 2, 4 pezzi dalla scatola, ma non ho iniziato a fare niente e quindi devo fare anche quel lavoro. Ogni giorno mi dico oggi faccio quel lavoro, no, perché alla fine sistemo casa, poi ho fatto un po' di decorazioni qua in casa, ogni giorno ho fatto qualcosina e quindi il tempo poi passa, vola. Ehi, mordicchiolo, mordicchiolo, sì, sì, mordicchio lindo, eh? Sì, sì. Oh, grazie, finalmente era ora, Vi saluto, ci vediamo al prossimo video.